Che fatica ragazzi, che fatica, c'è il Sammy Varin che vi parla in diretta nazionale su RPL, Radio Padania Libera, musica indipendente. Ieri ho fatto tardi, c'era la Bergen Frece, signori, si è conclusa la Bergen Frece ad Albino in provincia di Bergamo, grande successo, mamma mia, poi c'era Maroni e c'erano gli assessori regionali, ci siamo divertiti, abbiamo stretto tante mani, abbiamo ricevuto tanti applausi e tanti incoraggiamenti anche dal punto di vista monetario. Lasciatemi davvero ringraziare tutti coloro che credono in questa radio un po' cattivella, un po' antipatica, che dice le cose un po' diverse dagli altri. Questa radio che si chiama Radio Padania e che ha davvero bisogno del vostro sostegno. Ricordate il conto corrente postale 37671294 se vi avanzano anche le 5 euro alla fine o all'inizio del nuovo anno, perché no, aiutateci. Il Sammy Varin vi porta in diretta con musica indipendente, non parlate che vi sentono, siamo in diretta nazionale. Questi sono abituati alle balere, non ci sono mai venuti in una radio, o quasi. Oggi ospiti negli studi di Radio Padania gli RCL. Ma quanti sono? Gli RCL? Sono tre, eh? Sì. Poi quella è la famiglia, dietro c'è esatto. la prole, Esatto. RCL, presentiamoli. Allora, da chi partiamo gli RCL? Da quello in mezzo, da quell'altro, da quello coi capelli, da quello senza, da quello tua sinistra, quello senza capelli, tua destra. che quindi è proprio il mio la versione del Sammy Varin canterina. Ciao, chi sei tu? Allora, il mio nome è Leandro Max, nome d'arte naturalmente, e sono il chitarrista di questa banda di matti. Che ultimamente si è fatta anche notare parecchio e tra poco vi sveleremo il motivo. Leandro il chitarrista, di lì abbiamo Renato, tastiera e voce. E poi di là alla batteria, signori, che batte e ribatte, un ritmo molto interessante, quello degli RCL. Li trovate facilmente su Facebook, RCL Band, mi pare. Sì, su Google. RCL Band sono 2 o 3 pagine. Allora, questi ragazzi, che tu dici ragazzi, ma se guardate sul sito radiopadania.org, nel canale YouTube, non sono proprio giovanissimi, siamo quasi coetanei, quasi. Io poi sono nascosto dietro, quindi non mi vedo. Sì, ecco, ti devi guarda, lì di fianco, è il batterista che fa finta di niente, no? Io mi nascondo dietro un dito. Esatto. Si sono contraddistinti negli ultimi mesi per una canzone che si sta facendo ascoltare come non mai in Italia, la stanno scaricando in tantissimi e il video è super guardato. Una canzone dedicata ai padri separati, proprio così, signori. E siccome è una delle battaglie della Lega da sempre, con Matteo Salvini in testa, dare una mano ai genitori separati che si ritrovano purtroppo in situazioni molto serie, molto gravi, e soprattutto i padri, purtroppo oggigiorno ne vanno di mezzo, come minimo il Sammy Varin, gli RCL, li ha chiamati subito in diretta. Ci vogliamo ascoltare questa canzone? Si intitola Donna, gli RCL! Donna, dammi un perché, vorrei vivere con te, sapendo già
Prima e dopo la festa, signori, musica indipendente, chi ci segue il martedì 30 di dicembre, chi ci ascolta invece nel nuovo anno 2015, sabato sera 3 gennaio, dopo le 20:30. Noi apriamo le telefonate per chi ci segue in diretta allo 0266203529. Oggi ospiti nella musica indipendente di Radio Padania il gruppo veneto degli RCL, e questo pezzo intitolato Donna è scritto, cantato appositamente per lanciare un allarme, e molti ancora non conoscono com'è la situazione dei padri separati, quale vita fanno i padri separati e quali privazioni purtroppo devono avere, perché poi si sommano chiaramente al dolore per la separazione e i problemi con i figli, e poi magari la crisi economica. C'è gente che in questi ultimi mesi davvero non ce l'ha più fatta, è andata a vivere in un'automobile. Qui in Regione Lombardia, pensate, grazie a Matteo Salvini e alla Lega Nord siamo riusciti a stanziare parecchi soldini dedicati proprio ai genitori separati. Come mai RCL la scelta di un pezzo del genere intitolato Donna, che trovate facilmente su tutti gli store digitali, che potrete rintracciare anche su YouTube? Come mai la scelta di una canzone del genere? Mi sa che qualcuno ci è passato da questa situazione, o no? Beh, sì, c'è qui il nostro chitarrista che, diciamo, l'idea è venuta da lui, dalla sua storia, che un attimo poi anche... Sì, chiaramente come molti padri ho subito, dico la parola subito, una separazione che mi ha privato di fatto le mie bambine, le mie figlie, che non ho più visto dopo, proprio ho perso tutti i contatti. Non sto a entrare in merito colpa o ragione, eccetera, però il fatto è che ho perso praticamente il mio diritto di essere padre. E questo sentimento poi è stato tradotto in maniera molto, diciamo, anche esplicita e raccolto da Renato, che ha buttato giù in 5 minuti il pezzo. Ho collaborato a buttare giù la musica, è nata così, in 5-6 minuti questo pezzo, ecco perché. Un brano forte, Donna, sicuramente, che però effettivamente risponde a quella che è la cattiveria, diciamolo tra virgolette, ma purtroppo a volte è proprio così che c'è in un momento di separazione, quando la donna a volte prevale e si rivale proprio verso l'uomo, cioè l'uomo diventa un rivale, diventa un nemico, e tutto ciò che c'è di mezzo sono normalmente, oltre ai soldi, pochi o tanti che siano, sono i figli. Questa è la cosa più terribile e più grave. I figli che non ne hanno colpa e un papà che non può più vedere i propri figli, a mio parere è una cosa assolutamente gravissima che non deve accadere. E volevo dire che nel video comunque c'è anche il video di questo pezzo, comunque finisce con una frase un po', diciamo, di speranza, dove questa frase dice: se uomo e donna non impareranno a camminare per mano insieme, finiranno in un buio senza vie d'uscita. È vero. Quindi diciamo che a parte quello che, come si diceva anche già altre volte, che le leggi ci sono e che purtroppo non vengono fatte, e l'Italia proprio non so quanti milioni di euro è già preso per questo motivo, proprio perché ci sono le leggi, ma i giudici chissà perché vanno avanti ancora col vecchio sistema dell'affido alla madre, del papà che fa da bancomat, che fa solamente da papà negli weekend, e tutte queste cose, insomma, cose che ormai gran parte d'Europa ha superato. Noi purtroppo siamo ancora messi nel 98% di casi ancora con le vecchie leggi. Signori, questa è la musica degli RCL, musica quindi anche impegnata, con questa canzone dedicata ai padri separati, Donna. Ma non soltanto questo, signori. Gli RCL si sono ritrovati dopo anni di peregrinaggi vari. Loro hanno fatto musica fin dagli albori della musica italiana. Si sono ritrovati con una bella verve, un bel entusiasmo, una bella forza,
e hanno inciso un album, un CD, come si diceva un tempo, un 33 giri. Molte di queste canzoni le potete trovare sui vari store digitali. Adesso ve ne facciamo sentire qualcuna perché a mio parere sono anche inseriti nel giusto target di ascolto di Radio Padania, e quindi gente che vuole sentire la bella musica di un tempo che non sempre risuona ancora sulle radio private, almeno quelle che sono rimaste, oltre ai grossi e grassi network nazionali. Lanciamo allora un altro pezzo degli RCL dal Veneto, poi nei prossimi minuti scopriremo anche da dove esattamente arrivano. Amo la solitudine.
Cacchiolina, ragazzi, che musichetta quest'oggi nella musica indipendente di Radio Padania per farvi gli auguri per il nuovo anno 2015, gli RCL dal Veneto. Esattamente da dove? Di dove siete? Siamo di Oppeano, Oppeano, provincia di? in provincia di Verona, praticamente siamo in periferia da 20 km dal centro città, diciamo. Tutti della stessa zona, più o meno? No, lui viene sono andato all'estero. Dove è sei andato? un oriundo lui. Dove ti sei nascosto? Dove sei andato? Dove sei andato? Io sono andato nelle Marche, Oh, provincia splendida di zona. Macerata, bellissimo posto. Le salutiamo, le Marche, dove sono anche parecchi ascoltatori di Sì, Radio Padania, perché vero. sono belli incazzosi anche da quella parte, Sì. contro lo Stato e contro questa maledetta Europa, e quindi Verissimo, sono molto incazzati. bisogna che ci uniamo, c'è poco da fare. Senti, ma quindi vi siete ritrovati dopo anni che vi eravate un po' persi, ognuno faceva qualcosa di diverso, avete avuto un nuovo entusiasmo di ricominciare a fare musica? Sì, diciamo che più che altro è stata una sorpresa di mia moglie che ha combinato il tutto a nostra insaputa. Che è qua, è qua dietro. È qua dietro. Saluta, come si chiama? Sì. Sima. Eccola, Vieni, le mogli c'entrano sempre qualche vieni. cosa, nel bene o nel male. Buongiorno a tutti. Ciao, cosa ti è venuto in mente di fare Uno praticamente? scherzaccio. No, diciamo la verità che io ho visto qualità che a mio marito ho sempre saputo, diciamo, e lui dice ma sì, invece ho visto veramente Qualità musicali, ecco, perché le musicali, altre non ci interessano. Insomma, ma tante altre qualità oltre musica. Adesso non ci raccontare, però insomma. Perché ho visto dopo magari tanti anni andavamo a fare un giro in Piazza Verà, alcuni suoi fans fermavano lui, tu sì che sei musicista, mi fai un autografo, una firma. Quindi insomma ti consideravano sì, tale, sì, quindi veramente. Che Sima è persiana, Sì. è iraniana. vedi che anche lui ha scelto bene in questo sì, senso. In questo senso. Senti, quindi l'hai convinto a ritornare a suonare? Convinto, ho creduto in lui, come credo sempre, ecco, perché con sua musica riesce a trasmettere ciò che sente il suo cuore, e è una cosa molto difficile oggi secondo me. È vero. Basta sempre ascoltare anche una canzone, ma non importa, ma ti semina qualcosa, ti fa riflettere, ti dà speranza per vivere. Ecco, questo è quello che ho capito io, tanti altri che me l'hanno detto, ecco. Forte, grazie Prego. davvero della testimonianza. Come vedete, quando si trasmette emozione attraverso la musica, l'emozione è vera e va al di là di ogni situazione monetaria, ed è questo il motivo per cui Sammy Varina Radio Padania ospita tanti gruppi territoriali che non sono i Ligabui o le Gianne Nannine o i giovanotti di turno, signori. Quelli cantano per i soldi, perché con i concerti quelli guadagnano milioni e milioni di euro. Questa è gente bravissima, invece, che non canta certamente per diventare ricca, ma per una grande, gigantesca passione. E tra poco vi diremo come trovare questi artisti, dandovi anche un numero di telefono diretto dopo la pubblicità. Quello che stai ascoltando pretende
da Oppeano e stanno arrivando un fracco di messaggini qui al 346 642 7756. Splendida canzone, siete fantastici, firmato un vostro fan. E poi ancora complimenti agli RCL, siete bravissimi. Liliana. Beh, diciamo che a me ricordano, ve lo dico proprio col sorriso sulle labbra, i grandi gruppi degli anni 60-70, Dick Dick, Camaleonti, quella bella musica che c'è ancora, non è che non esiste più, però purtroppo le radio, quelle fighe, quelle importanti, non trasmettono più questa musica perché si dedicano esclusivamente alla musica commerciale. Al Pulcino Pio. Al Pulcino Pio, magari, adesso non c'è più neanche lui, signori, siamo sempre sui soliti pezzi e cercano di inculcare le mode, soprattutto ai giovani, che a furia di ascoltare tutti i giorni alla stessa ora la stessa canzone, e poi dopo ti piace perché diventi scemo e quindi dici sì, la scarico, la voglio, devo comprarlo e tutto quanto. Signori, noi di Radio Padania siamo diversi, siamo un po' rompiscatole e sono sicuro che siete diversi anche voi se in questo momento avete scelto di ascoltare Radio Padania e magari di chiamarci allo 0266 20 3529. Pronto? Pronto, carissimo Sammy, ciao. E un salutone ai tuoi ospiti che, guarda, sentivo sta musica mi faceva tornare giovane. Visto che roba. In questo senso, perché mi ricordava ancora la Premiata e via dicendo. Anche. E qui ti dico una cosa, quella canzone che ho sentito meno di 6 o 7 minuti fa, La solitudine. Sì. Guarda, mi ha toccato il cuore. Guarda, è bellissima, è bellissima, è bellissima. Dico, bravi ragazzi, bravi. E per chiudere un grande augurio a te Sammy, agli ospiti, tutta la radio, lo staff, tutti, per non fare i nomi, di un vero buon anno e sperando che sia migliore per tutti. Grazie Sammy di quello che fai. Grazie auguri anche a te. Grazie caro, auguri a te, a tutta la famiglia, auguri a tutti voi che avete scelto questa radio scomoda che si chiama Radio Padania Libera, che non sta passando assolutamente un bel periodo, sapete bene che lo Stato ci vuole far fuori semplicemente chiudendo ogni aiuto per radio, per quotidiani che non la pensano come Renzi. 0266203529, pronto? Pronto Sammy, sono io? Uela. Ciao, sono Santo. Ciao. Allora, ascoltami, voglio mandare un messaggio a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Allora, se non sempre, ma almeno una volta all'anno dessimo tutti 10 euro, io penso che la radio non avrebbe più nessun problema. Perciò, militanti e non militanti, ascoltatori e non, cerchiamo di sostenere questa radio che è l'unica che ci lascia parlare in diretta, senza filtro, senza censura, senza niente. Avanti così, Padania Libera, buon anno a tutti. Grazie caro, grazie. Erano in tanti anche alla Bergenfrecce di Albino Bergamo in questi ultimi giorni, 3 giorni di festa veramente tosta, con un sabato sera con Matteo Salvini, una domenica sera con Umberto Bossi, un lunedì sera con Roberto Maroni e tanti assessori della giunta lombarda. Ci sono stati tanti aiuti da parte vostra per Radio Padania e vi ringrazio veramente uno per uno, anche per chi ci ha donato soltanto 5 euro, anzi soprattutto per chi ci ha donato 5 euro. Radio Padania è diversa, Radio Padania vi fa ascoltare la musica che le altre radio non vi fanno ascoltare e oggi ci sono in studio gli RCL da Oppeano, dal Veneto, RCL che sono pronti a venire a suonare a una delle vostre feste, signori, soprattutto voi che ci seguite dal Veneto, ma anche da altre regioni del nord. Il bello degli RCL è che loro arrivano, voi li chiamate e loro vengono per una comunione, per una cresima, per una festa della Lega, per una festa di un comune. Tra pochi minuti daremo un numero di telefono da tenere in agenda. Voi lo sapete, quando arriva il compleanno, il matrimonio, quando state per organizzare la festa della Lega e volete fare una bella serata con musica vera, quella bella, quella d'un tempo, e che non pensa però soltanto al passato, signori, perché questa è musica nuova, incisa da pochi anni. Bene, gli RCL ci saranno. Intanto sentiamo ancora le vostre chiamate. Pronto? Pronto, buongiorno. Quella. Sono una Padania. Ciao. Ma io sono nata sul Po. Bellissimo, meglio di così. Là dove, il terremoto è venuto di là, io sono di qua, ma sono mezza di qua e mezza di là.
ma abito a Milano. Senta, ma negli Emirati Arabi, al Dubai, in Arabia Saudita, anche in stazione centrale, il Gallia, lo sapete che il proprietario è un arabo, ma perché non li portano lì? Bella domanda, e magari li fanno ascoltare Allah Allah Yabada, che è uno dei pezzi cult della musica marocchina che ascolteremo, ve lo dico in anteprima, oggi pomeriggio, in Ciabattare Informati dalle 17 alle 19 con Sammy Varin, viene anche la Mistress. Manderemo in onda Allah Allah Yabada, che è uno dei pezzi veramente più richiesti e più ballati su Radio Padania Libera dai ciabattanti, quelli veri ma anche gli aspiranti ciabattanti. RCL Band, signori, lanciamo un altro pezzo, dai signori, ricordando che abbiamo sentito una bellissima canzone, Figlio mio, poi abbiamo sentito Per dimenticare, quest'ultima, la trasmettiamo adesso. Il figlio mio per chi era scritta? Perché sono curioso. Ma Figlio mio è un po' un'eredità, diciamo, di genitori verso un figlio, cioè cercare di insegnare, diciamo, quelli che sono i valori più veri, cioè quelle cose che servono poi per vivere bene, per vivere tranquilli, per vivere una vita, diciamo, onesta e una vita buona. Che non è facile, che non è facile, esatto. Invece Per dimenticare, questo pezzo, questo è stato scritto per un amico ancora molti anni fa, che è stato preso un attimo dall'alcol. Noi forse non siamo riusciti a capire il suo disagio, che poi alla fine a 23 anni si è poi tolto la vita, e noi gli abbiamo dedicato questa canzone e abbiamo voluto inserire in questa canzone, che è molto lunga perché dura quasi 6 minuti, abbiamo voluto inserire un coro che è quasi una nenia continua, che indica un attimo diciamo, la gente che ci sta attorno, e che noi non riusciamo a capire il disagio e non riusciamo a capire magari che stanno male, e magari poi quindi c'è questa nenia, diciamo, questo coro che ricorda proprio quel grido di dolore della gente che ci sta vicino e non riusciamo magari a vedere. Certo, signori, ed è un grido di dolore che noi di Radio Padania vi diciamo da sempre di ascoltare, il grido di dolore del vostro vicino di casa, della vecchietta che abita al piano di sotto e che dobbiamo aiutare per un principio nostro, segreto, unico, che è il principio di identità, il principio di aiutare il prossimo. E il prossimo, signori, è il più vicino, è quello che ti sta al piano di sotto, la famiglia che non riesce ad arrivare alla fine del mese, sai che hanno 3 figli e il papà è rimasto disoccupato. È questa la gente che in questo momento dobbiamo e dovete aiutare. Poi, chiaro, si avanza, possiamo aiutare tutto il mondo, milioni e milioni di negretti che non vedono l'ora di arrivare qua in Italia. Aiuteremo anche quelli, stai tranquillo, ma prima però pensiamo alla vecchietta sotto casa. Musica!
signori, c'è un matrimonio in arrivo, c'è magari, cosa dici? No, matrimoni non sono nati i matrimoni, sono niente matrimoni, signori. Se vi sposate non chiamate gli RCL. Separazioni. Solo per divorzi. Separazioni, sì. O anche funerali, anche funerali, signori. Ci sono zone d'Italia dove si festeggia perché effettivamente si passa a miglior vita, si dice, e una festina musicale io la farei. Scherzi a parte, gli RCL girano in tante feste, in tante serate, dalla balera al posto più impegnativo, e adesso diamo un numero di telefono per contattarli, magari anche per ricevere a casa la loro musica, perché non si trova certamente nei negozi, questa è musica a chilometro zero. La musica degli RCL la trovate negli store digitali, quindi su internet, li trovate su Facebook, digitando RCL Band, saltano fuori loro. Oppure potete chiamare questa infoline per avere tutte le informazioni e magari anche chiedere dicendo: guarda, per la primavera stiamo organizzando questa festa, quanto volete per uscire per farci una bella serata con la vostra ottima musica? Vai con il numero di telefono. Beh, il numero di telefono potrebbe essere uno di tanti. Fate diciamo. Ambimbo, quale diamo? Vediamo. 333 987 1663. Ripetiamo: 333 987 1663. Comunque eventualmente per email potete andare sul sito nostro, sul sito ufficiale, e eventualmente contattarci anche su contatti, diciamo che è www.rclband.it, e trovate i testi delle canzoni, trovate dei video, trovate delle news, trovate un po' tutto quello che di solito c'è su un sito internet. Chiaramente, signori, visto che siamo tutti facebookizzati, per fare ancora più veloce andate su Facebook, e tra gli amici del Semivarine, tra i mi piace che ho inserito, ci sono anche gli RCL. E se in questo momento siete sul sito radiopadania.org, sul canale YouTube, vi sto facendo vedere la copertina dell'ultimo CD degli RCL, con sulla splendida canzone Donna, dedicata a tutti i padri separati. Se purtroppo ci siete passati da questa triste storia, o se conoscete qualche amico che c'è passato, è sicuramente una canzone che fa pensare, ma soprattutto che lancia l'allarme per una situazione ormai insostenibile, vista anche la grave crisi economica. Ricordiamo quello che ha fatto Matteo Salvini e la Lega Nord qui in Regione Lombardia, mettendo a disposizione parecchi soldi per tanti padri separati. Signori, gli RCL su Radio Padania Libera, il più veloce può ancora entrare in diretta chiamando 0266 203529, ma se avete acceso la radio in ritardo non c'è nessun problema, la trasmissione del martedì 30 la sentirete in replica questo sabato 3 gennaio 2015 dopo le 20:30. È la bella musica di un tempo, a mio parere, ripeto, le belle note musicali, i cori che non si ascoltano più se non su pochissime radio che centellinano queste canzoni quasi fossero oro colato. Gli RCL lo fanno quotidianamente questo lavoro, e se siete un po' internetari e andate su uno store digitale, ma sentite tante loro canzoni e vi innamorate subito della musica degli RCL. Vogliamo lanciare l'ultima canzone, che si chiama Viso d'Angelo, e che chissà perché mi ricorda anche una canzone di un gruppo molto molto famoso, ma non c'entra niente, non è una cover questa, no, è originale, è originale. È bello anche degli RCL che loro sono originali, signori, loro non stanno mica lì a imitare nessuno, loro sono loro, signori, cantano la bella musica, le belle note di un tempo, dedicata a una signorina, Viso d'Angelo, oppure è un'immagine sfocata? Diciamo che Viso d'Angelo è un po' una canzone che tratta un attimino quello che potrebbe essere la vanità, che porta sempre a tristi conseguenze. Non è tanto. C'è sempre poi il rovescio della medaglia, esatto, nelle canzoni degli RCL. È incredibile questa cosa. Esatto, cioè, diciamo che dice appunto quel viso d'angelo che piace tanto agli occhi tuoi, è solo sabbia che ti nasconde le verità. Ciappala lì. L'esteriorità. Vedete come sono puntigliosi cattivelli questi RCL, cioè carina, ma attenzione, non fare troppo la fighettina, perché c'è sotto tutto.
RCL, grazie davvero di essere passati negli studi di Radio Padania, è un grande onore per noi. Chi vuole salutare? Avete gente da ricordare? Dai, Giuliano. Io vorrei salutare tutti i nostri amici di Oppeano, praticamente, e Caglioppi, che è il nostro paese. In particolare il sindaco Pierluigi Giaretta, il vice sindaco Alessandro Montagnoli, che noi conosciamo proprio di nome appena. Sì, appunto. Mia moglie, perché sennò quando vado a casa le prendo. Assolutamente. E i miei pupilli Andrea e Matteo, ecco, io sono a posto. Perfetto, avanti il prossimo. Noi salutiamo tutti gli amici che conosciamo, che ci conoscono e quelli che vi verranno a cercare nei prossimi minuti, e i prossimi amici che verranno. Comunque auguriamo a tutti buone feste, un buona fine e buon principio anno, e speriamo di risentirci magari il prossimo anno. Ma naturalmente, direi che ci risentiamo. E il chitarrista? Il chitarrista dice ciao a tutti, soprattutto ai marchigiani. Ricordatevi, io vengo dal nord, però sto nel centro Italia, e con me porto il calore della Lega, il calore di Radio Padania e degli argomenti interessanti che stanno dicendo. Facci conoscere anche nelle Marche, ben volentieri. Un saluto anche dalla mia, come si dice in milanese. Sima, che è mia moglie, che voleva salutare anche lei. Io volevo salutare dottoressa Maria Mastella di Oasi di Verona, San Bonifacio, che hanno diverse case di riposo. Veramente ringraziare di tutto ciò che stanno facendo per le persone anziane, che di solito oggi come oggi si parla un po' molto meno di anziani, perché siamo presi di tanti problemi che non pensiamo, perché i anziani sono i giovani di ieri. Ecco. E noi li salutiamo caldamente perché ci ascoltano in tantissimi. Tutti anziani di Oasi, Casa di Riposo Eusebio, dottoressa Maria Mastella e tutti quanti. Un grande abbraccio a tutti voi, buon anno, grazie. Ciao. Quel viso d'angelo che piace tanto agli occhi tuoi.